Gallerie sotterranee collegavano i due palazzi padronali di Casaleone, Castello del Tartaro e Villa Paidelli Rossato. Si racconta che nell'antichità qualcuno nascose nelle viscere della terra un idolo sacro, un torello tutto d'oro di grandezza naturale, per sottrarlo ai conquistatori che arrivavano da lontane terre d'Oriente. Grazie ad essi arrivò anche il principe bianco, il riso. Quando, secoli dopo, i popoli del nord arrivarono in Italia, il riso divenne importante merce di scambio per ottenere la preziosa ambra. Con l'impero romano la produzione di riso venne di molto ampliata per rifornire i legionari. Ma il prezioso cereale mantenne comunque la sua caratteristica di specialità esotica anche ad uso curativo. La prima documentazione sul riso nel nostro territorio risale all'anno 1000, quando la Granduchessa Matilde di Canossa donò al monastero benedettino di Polirone i possedimenti della bassa provincia veronese, dove l'intraprendenza dei frati fu determinante per la bonifica delle zone paludose attorno al fiume Tartaro. Negli antichi monasteri ancora oggi si trovano reperti delle prime pile per la pulitura del riso. Della moderna Casaleone. Fu poi con l'arrivo dei veneziani che nello stemma della città l'originario lupo venne sostituito con il leone. Leone che, come tutti sanno, è il simbolo di Venezia. E così Casa Luponis divenne Casa Leone. Veneziani gran signori, gente ricca i veneziani, marinai e commercianti che da lontane terre d'Oriente importarono nuove varietà di riso. Come documenta nei suoi scritti lo storico locale Bruno Chiappa, il vialone nano è il risultato dell'antico seme
arricchito e migliorato dalle ricerche agrotecniche del primo Novecento. Il pregio di questo riso, che oggi vanta il marchio IGP, è dovuto anche alla tenacia dei coltivatori locali che ne limitano la quantità a vantaggio della qualità. Si narra che in passato chi cercò di entrare in quei cunicoli non ne sia più uscito. Chissà se in futuro qualcuno avrà ancora il coraggio di inoltrarsi nelle misteriose gallerie sotterranee dell'antica Casa Lepponis. Ogni anno ormai portiamo avanti, naturalmente avrete già capito che è un lavoro di gruppo. Io vi raccomando, e poi passo la parola a lei, ma poi mi ridarà il microfono per un'altra novità che abbiamo, il nostro risotto e il nostro radicchio, perché proprio la Regione ci tiene a queste manifestazioni per la promozione proprio dei prodotti tipici. Ecco, non è solo giocosità, cultura, ma è anche una cultura proprio gastronomica che dobbiamo portare avanti per incentivare anche i nostri prodotti ed arrivare a promuovere non solo i prodotti ma tutti